Buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione. Il Festival per l'Educazione è organizzato e promosso dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'Assessorato alle Politiche Scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo anche tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo evento, la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, ULSS 2 Marca Trevigiana e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Un sentito ringraziamento va anche alle molte associazioni e realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a tutti i media partner che ci hanno aiutato a promuoverla da tutta Italia. Siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, stiamo trasmettendo in diretta web dalle pagine Facebook di Educhiamoci, il nostro festival, e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo quindi il pubblico molto numeroso che ci sta seguendo da tutta Italia e che invitiamo come sempre a condividere le nostre dirette sui propri canali social, ringraziando tutti per il supporto e la promozione di questa iniziativa. Il titolo di quest'anno del nostro festival è Che gioia, un titolo che abbiamo scelto per comprendere cosa sia la gioia, perché sia così importante trovarla o ritrovarla nella nostra vita, ma anche quali ripercussioni l'assenza di gioia possa comportare nell'individuo lungo il corso di tutta la vita. Grazie ai vari professionisti che interverranno, cercheremo di capire ancora una volta sulla scorta dell'esperienza dell'anno scorso non solo come migliorare la nostra vita, la qualità delle relazioni, ma anche cosa possiamo e dobbiamo fare per migliorare la vita, l'esperienza e la crescita delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. Come avrete certamente potuto vedere sul materiale promozionale e sul nostro sito, che vi ricordo è www.educhiamocivittorioveneto.it, sono molti gli incontri che, dedicati alle famiglie e professionisti, popoleranno il nostro calendario, non solamente alle famiglie e professionisti, ma anche ai bambini e ai ragazzi, perché ci sono delle rubriche appositamente pensate per loro, come quella a cui forse avete appena assistito, Una storia con mamma e papà. Qui in studio questa sera con me c'è anche Antonella Caldart, buonasera, assessora alle politiche scolastiche e giovanili, alle politiche per la famiglia e le pari opportunità sociali del Comune di Vittorio Veneto. Al termine di questo evento Antonella Caldart ci aiuterà a fare alcune riflessioni a partire dall'intervento del nostro relatore di questa sera. Prima di presentarvi l'incontro di questa serata, passo la parola ad Antonio Miatto, sindaco del Comune di Vittorio Veneto. Grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti. Io sono Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto. Porto naturalmente il mio saluto personale, oltre a quello dell'amministrazione della città intera, a tutti gli astanti, sia in presenza che ai molti che ci stanno seguendo da remoto. Io, se devo essere sincero, non osavo neanche sperare che dopo il primo evento organizzato per Educhiamoci, il mio assessore Caldart trovasse la forza e l'energia per ripetersi con questo di questa sera, di queste giornate. Antonella io la conosco bene sia per competenze e per capacità organizzative e mi sembra non sia seconda a nessuno. Molto brava e io la voglio ringraziare. Voglio ringraziare lei per il suo impegno, voglio ringraziare anche IM, voglio ringraziare la Tenda TV, voglio ringraziare tutti coloro che sono prestati come relatori a dare importanza a questo evento. E Vittorio Veneto non è una città grande, però sa distinguersi con molte eccellenze e a questo punto il mio augurio, che faccio anche a me stesso, è quello che questo format possa consolidarsi nel tempo. Con questa speranza io rinnovo il ringraziamento a tutti. Buonasera. Grazie Sindaco, un auspicio di cui la ringraziamo. E quindi riprendiamo il nostro programma. A conclusione di questa prima giornata della seconda edizione di Educhiamoci avremo un incontro dal titolo Crescere felici non vuol dire sorridere sempre. Un argomento che ci piace molto, un titolo che ci ha subito appassionati e che ci è stato proposto da Alberto Pellai. Buonasera, dottor Pellai.
Il dottor Buonasera, Pellai, grazie mille buonasera, dell'invito e benvenuto. saluti a tutti e Il a dottor tutte. Pellai è già stato Grazie. nostro ospite nella precedente edizione, quindi lo sentiamo un po' come un amico di questo festival, ci ha dato una mano anche a fare dei pensieri rispetto alla sua organizzazione e quindi siamo veramente felici di averlo qui con noi. Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, ricercatore, autore di libri per docenti e genitori tradotti in ben 15 lingue, un professionista che ha saputo coniugare la competenza scientifica con una grande capacità comunicativa e divulgativa e infatti è seguito sui social da più di 130.000 persone, quindi siamo veramente contenti che alcuni contenuti siano anche divulgati e che arrivino a molte persone. Il dottor Pellai ci aiuterà a domandarci che cosa intendiamo come educatori, genitori, insegnanti con il termine felicità e ad interrogarci su quale ricerca della felicità proponiamo a chi sta crescendo intorno a noi. Prima di passargli la parola, vi ricordiamo che potete porre eventuali domande al dottor Pellai commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, che vi leggo, 370 31 86 802. Bene, siamo pronti quindi per iniziare questo nostro incontro. Crescere felici non vuol dire sorridere sempre. La parola ad Alberto Pellai. Buon incontro a tutti. Allora, grazie mille e sono molto anch'io sfidato dal nostro tema di questa sera. È un tema molto interessante per noi genitori. Chi di noi, essendo mamma o essendo papà, non vuole garantire ai propri figli e figlie il massimo livello di felicità possibile? Cosa non faremmo e cosa non daremmo per rendere i nostri figli felici e averli accanto a noi sempre felici. L'idea però a volte che abbiamo della felicità in una prospettiva di crescita e di sviluppo è che avere un figlio felice significa non vederlo mai turbato, non vederlo mai triste, non vederlo mai a disagio, come se la vita di un bambino, di una bambina o di un ragazzo o di una ragazza potesse essere indenne da quello che la realtà poi ci mette in modo forte, a volte in modo potente, dentro alle nostre vite. Credo che in questo senso tutto quello che abbiamo vissuto nel tempo della pandemia da Covid, tutto quello che anche i lockdown hanno portato come grandissima limitazione e alterazione, direi, delle caratteristiche della vita, è stato, guardandolo in una prospettiva educativa, ha avuto anche una componente pedagogica, una componente di insegnamento. Ci siamo trovati all'improvviso dentro una vita che non avevamo scelto, che non avremmo mai voluto con quelle caratteristiche per noi e per i nostri figli, eppure quella era la vita che dovevamo abitare ed attraversare, no? In un tempo molto molto complesso. Improvvisamente rendere felici i nostri figli assumeva una caratteristica completamente diversa, non si poteva essere sorridenti, no? Bisognava diventare resilienti e di rimando riuscire ad abitare la vita dentro quelle sfide significava apprendere e trovare dentro di noi le competenze, diciamo così, per fare di necessità virtù, per trovare poi una modalità che ci desse senso e significato in un tempo che era davvero così sfidante. Allora direi che la visione di felicità che dobbiamo avere in una prospettiva educativa è molto probabilmente una visione che ci permette di vederla come un'emozione che ci dà la possibilità di vivere nella vita con equilibrio, di riuscire a sentire dentro di noi che le cose hanno un senso, hanno un significato, che sono affrontabili e che dentro di me io posso trovare risorse adeguate, anche fuori di me, dentro alle relazioni con gli altri, io posso trovare quello che mi serve
per affrontare la vita mentre la vita accade. Cominciamo a guardare un po' che cosa realmente è la felicità in una prospettiva anche non solo di età evolutiva, ma di evoluzione, cioè come l'evoluzione ha scritto la felicità dentro alla nostra mente e quindi anche dentro le nostre vite. La felicità è una delle 6 emozioni primarie. Vuol dire che quando nasciamo noi non possiamo non sentirla ed è inserita in queste 6 emozioni che chiamiamo emozioni di base, che si attivano spontaneamente dentro di noi in risposta a ciò che la vita ci propone, no? Le emozioni di base sono emozioni che non dobbiamo pensare, su cui dobbiamo riflettere per poi poterle sentire. In realtà sono emozioni che si fanno sentire e dopo che le abbiamo percepite e sentite, dopo che si sono accese all'interno della nostra mente, la sfida molto grande nel corso dell'età evolutiva è imparare a dare ad esse un valore e ad attribuire ad esse un significato che sia funzionale ad abitare nel miglior modo possibile la nostra esistenza. Le 6 emozioni primarie sono rabbia, tristezza, disgusto, paura, sorpresa e appunto felicità, no? E se guardate già in questo dispositivo originario di emozioni che non possiamo non sentire, direi che un aspetto molto molto interessante è che l'evoluzione scrive dentro il nostro cervello 4 emozioni, più emozioni disagevoli che creano fatica, no? A disagio nel percepirle, nell'attraversarle e nel rielaborarle. Ecco, sono più le emozioni che noi potremmo definire negative delle emozioni positive, ovvero noi abbiamo 4 emozioni che ci fanno percepire sensazioni disagevoli, rabbia, tristezza, paura e disgusto, e solo 2 emozioni che invece ci attivano in una dimensione di grande piacevolezza e di grande bellezza. Implicitamente quello che ci dice l'evoluzione nell'aver tracciato dentro di noi le reti neuronali che ci obbligano a stare anche nel territorio del disagio, della fatica e del dolore, è che il dolore è molto funzionale ed è molto importante per la nostra sopravvivenza. Lo sanno anche molto bene alcuni clinici che a volte si confrontano con persone che per un difetto genetico, per esempio, non percepiscono il dolore. Pensate per un bambino quanto sarebbe sfidante non riuscire a percepire il dolore, no? Si avvicina a fonti di calore e non percependo il dolore prodotto da quella fonte di calore rischierebbe di ustionarsi e di farsi molto male. Quindi potremmo dire che anche il dolore ha una funzione molto importante nella nostra vita e ci attiva a fare attenzione a quello che sentiamo dentro di noi, perché ci orienta poi nelle relazioni e in tutto quello che sta fuori di noi per comprendere che significato ha. Allora, quando parliamo di felicità, noi dobbiamo connetterla con l'emozione che rappresenta un po' l'altro lato della medaglia, e cioè la tristezza. Felicità e tristezza sono 2 emozioni che vanno l'una incontro all'altra in modo speculare, hanno come obiettivo fortissimo il tenerci fortemente ancorati alle relazioni che ci forniscono la dimensione della protezione e della sicurezza. Pensate a un neonato, quando vede avvicinarsi gli adulti che per lui sono riconoscibili, che per lui sono fonte di protezione e di sicurezza, quello che accade a quel bambino e a quella bambina è che immediatamente con il proprio corpo si protende, si apre, si allarga, si
mette, no, nella direzione della... ecco, solo una domanda. Voi vedete, sentite, perché io è come se vedessi lo Noi la schermo. vediamo e la sentiamo forte e chiaro, ma ci sono dei piccoli disturbi della linea, quindi abbiamo dovuto escludere il rientro per lei. Però la seguiamo chiaramente. Ok, perfetto, d'accordo, allora grazie mille, vado Grazie a avanti. lei. Quindi la felicità è nel bambino, si scrive attraverso un linguaggio del corpo che si apre all'abbraccio verso la persona che gli si avvicina. Se quella persona è la mamma, il papà, il nonno, la nonna, noi vediamo il bambino esplodere in un moto di grande felicità. Il bambino sta usando questa emozione per dire quanto la vicinanza protettiva, amorevole, di sicurezza dell'adulto che gli si avvicina lo faccia sentire massimamente bene. Contemporaneamente, se quella figura invece si allontana dalla vicinanza protettiva del bambino, quello che accade è che il bambino comincia a piangere. Noi vediamo un bambino che in realtà con tutto se stesso prova a richiamare quella persona accanto a sé. Credo che questa esperienza la facciamo anche noi genitori, no? Dopo il primo tempo in cui siamo stati molto vicini e molto disponibili ai nostri piccoli nei primi mesi di vita, poi riprendiamo la nostra vita, andiamo al lavoro, li lasciamo al nido e noi sappiamo che quella separazione che i bambini devono sperimentare dopo aver provato così tanta invece vicinanza, intimità e condivisione con l'adulto che si prende cura di loro, dentro di loro genera una forte tristezza, una reazione che all'inizio è una reazione arrabbiata, no? Con tutto se stesso il bambino cerca di far capire che non vuole questa cosa e poi il bambino ci fa sentire che dentro a quella tristezza c'è la dimensione della perdita. Ora, l'evoluzione mette dentro di noi queste due emozioni, felicità e tristezza, perché sa che la relazione con l'altro è la dimensione che per noi è la più protettiva, è quella dove noi conquistiamo il massimo del benessere, perché avere vicino a noi qualcuno che ci vuole bene, a cui volere bene, da amare e da cui essere amati, è la cosa più bella che ci possa capitare nella vita. Quindi potremmo dire che la felicità di tutte le emozioni primarie è la più relazionale in assoluto, è quella che ci spinge così potentemente verso la costruzione di una relazione amorevole, accudente verso le persone che abbiamo a fianco e quindi potremmo dire davvero che la felicità è l'emozione che più si avvicina all'esperienza dell'amore e che non può fare a meno della tristezza. La tristezza è l'emozione in cui noi perdiamo invece la vicinanza protettiva della persona a cui vogliamo bene ed entriamo in un dolore che a volte può essere un dolore addirittura abissale, sconcertante. La quintessenza della tristezza è quella cosa che sperimentiamo per esempio nella dimensione del lutto, quando la vita ci obbliga a imparare a vivere rinunciando per sempre alla vicinanza fisica delle persone a cui vogliamo bene, no? E quindi l'elaborazione del lutto diventa poi quel lavoro molto faticoso, ma molto importante, in cui noi smettiamo di amare in presenza e impariamo ad amare in assenza. Fondamentalmente dentro alla nostra mente noi teniamo viva tutta la memoria dell'amore che abbiamo sperimentato nella relazione con una persona e grazie a quella memoria permettiamo alla persona che non c'è più di continuare a vivere con la bellezza della sua presenza testimoniata all'interno della nostra vita quando non c'era e non la facciamo scomparire. Quindi il tema che per noi diventa importantissimo è che la felicità molto probabilmente nelle nostre vite, ma soprattutto nelle vite dei nostri figli, bambini
bambini e bambine deve entrare attraverso la promozione di relazioni in cui i bambini sperimentano la dimensione dell'affetto, dell'amore, dell'essere voluti bene, della cura, del piacere di stare con l'altro e di avere qualcuno che ha piacere di stare con loro. Fondamentalmente dentro all'emozione della felicità i nostri figli possono allenarsi all'acquisizione delle competenze che noi chiamiamo socio-relazionali e prosociali e allenano la nostra mente ad acquisire competenze che sono competenze interpersonali. Pensate per esempio alla dimensione dell'empatia, a quanto è fondamentale perché si riesca a stare nella vita con un'attenzione che cura la vicinanza con l'altro, la vicinanza dell'altro nei nostri confronti. E pensate nel momento in cui io mi muovo in un contesto relazionale che invece non è tutelante la qualità delle relazioni in modo significativo, e come possano poi comparire, no? In contesti dove non c'è la cura della relazione, fenomeni che sono vere e proprie emergenze educative, per esempio come il bullismo oppure il cyberbullismo. A questo punto però la cosa che vorrei condividere con voi è vedere come nella nostra mente l'esperienza dell'attivazione emotiva, della gioia e della felicità abbia la possibilità poi di seguire delle reti neuronali e delle vie neurobiochimiche che sono molto differenti e che utilizzano 4 diverse sostanze, li chiamiamo i neuromediatori chimici della felicità, che ci fanno sentire la felicità e la gioia con diversi gradi di intensità e soprattutto si correlano a differenti esperienze che noi possiamo vivere nella vita. Perché proviamo a differenziare queste 4 sostanze che sono quelle che producono poi piacere e benessere dentro la nostra mente? Perché alcune di queste sostanze possono essere messe dentro alla nostra vita anche in contesti che sono non relazionali, in contesti in cui noi non abbiamo la cura della relazione, ma per esempio sperimentiamo esperienze che sono molto eccitanti, che ci danno una gratificazione immediata, che ci portano al top del divertimento e che non necessariamente implicano che io mi metto in relazione con un'altra persona. Ecco, proprio alla luce delle osservazioni che ho appena condiviso con voi, vi dico che sono 4 queste sostanze: l'ossitocina, sono la serotonina e sono le endorfine. Quindi dopamina, ossitocina, serotonina ed endorfine sono quegli ingredienti, no, che dentro la nostra mente si mescolano fra di loro e ci permettono di sentirci felici, di avere questa sensazione di bellezza e di piacevolezza nell'abitare la nostra vita. Se li prendiamo però singolarmente, vediamo che ciascuno di loro dosa l'esperienza della felicità con delle caratteristiche molto specifiche. Direi che una delle più problematiche in assoluto è la dopamina. La dopamina ci riguarda tantissimo come genitori e come educatori, perché la dopamina è quella cosa che si rilascia all'interno della nostra mente quando noi viviamo delle esperienze che hanno un altissimo livello di eccitazione, un altissimo livello di gratificazione immediata. E fondamentalmente la dopamina è un neuromediatore chimico della piacevolezza, del piacere, che ci spinge costantemente a rimanere ingaggiati all'interno di quell'esperienza che si presenta a noi molto gratificante e molto piacevole, e di rimando perciò tende costantemente a fare in modo che noi rimaniamo nel ciclo dell'esperienza che ci fa produrre dopamina. Ora, provate a pensare
no? Un nostro figlio che si mette a giocare a un videogioco iperstimolante e ipereccitante, da Grand Theft Auto a Fortnite, proprio quei giochi che per noi genitori sono ultra problematici perché per i nostri figli sono davvero tanto tanto attraenti, no? Li ingaggiano tantissimo, li portano dentro allo schermo e non ne verrebbero mai fuori. E invece per noi genitori diventano esperienze problematiche perché ci accorgiamo che funzionano proprio come delle calamite, cioè forniscono una stimolazione così forte ai sistemi dopaminergici della felicità del nostro figlio, una felicità che però percepiamo come effimera, come transitoria, come non profonda, non va nel profondo della loro vita e di rimando, perciò li distrae magari dalla conquista e dall'ingaggio in esperienze che sono più complesse, più impegnative, ma che permettono poi di toccare la dimensione della felicità ad un altro livello, con un altro grado di complessità e di profondità. Ora, quando un figlio entra dentro un videogioco, è molto attivato, è molto eccitato, lo sentiamo, no? Che parla col videogioco anche se in realtà non c'è nessuno vicino a lui, lo sentiamo che si tende, lo sentiamo che parla con voce concitata, ma soprattutto ci accorgiamo che quell'esperienza lì gli piace così tanto che quando noi gli proponiamo, no, di interrompere il gioco, minuti, un'ora, eventualmente un'ora e mezza, lui non è in grado di staccarsi da quella dimensione lì. È molto simile a quello che succede ai nostri figli quando giocano a un videogioco così stimolante. Io, per esempio, che sono una persona molto golosa, se di fronte a me mettete un vassoio di pasticcini, ecco che quel vassoio continua a richiamare la mia voglia di mangiarmeli tutti, no? Se io sto facendo adesso questo incontro con voi, ma di fianco a me ho un vassoio pieno di dolci, di crema molto attraenti, la mia testa, la mia mente non riesce a stare così focalizzata sull'obiettivo che ci stiamo ponendo insieme perché costantemente attratta, no? Da questa sorta di coro delle sirene di Ulisse che mi dice mangiami, mangiami, mangiami. Ora, questo a noi adulti, a noi educatori, ci dice per esempio che siccome il richiamo dopaminergico è un richiamo che ha una grandissima attrattività per la voglia di divertimento, piacere, ricerca di un benessere a gratificazione immediata nella vita dei nostri figli, noi dobbiamo fare molta attenzione a non generare un ambiente che è saturo di questa tipologia di esperienze. Una giornata a Gardaland, per esempio, permette ai nostri figli di fare un tuffo enorme, dentro un'immersione enorme, dentro a un sacco di giostre che sono ad altissimo reward dopaminergico, mentre però non vorremmo che tutti i giorni loro vivessero questa esperienza, perché guardate l'altra cosa che accade. L'altra cosa che accade è che se io comincio ad abituarmi ad esperienze dopaminergiche così divertenti, così gratificanti, il mio cervello setta la propria percezione di felicità e di benessere nella ricerca di questa tipologia di esperienze, ne diventa dipendente e poi dopo un po' ricerca esperienze che diventano sempre più estreme. Non riesce più a stare nella dimensione del limite, a capire dove ci si autoregola, dove si mette la linea del confine. Direi che questo è il classico conflitto che spesso racconto con l'immagine di Collodi che ci dice: Pinocchio esce da casa per andare a scuola. Questo è il consiglio e l'invito che gli ha fatto Geppetto, gli ha detto: quello è il posto dove tu ti formi alla vita, acquisisci competenze che ti permetteranno di essere un adulto felice. L'idea di felicità che ha in mente Geppetto è un'idea complessa, è un'idea che va istruita, formata, accompagnata, modellata, che deve gestirsi nella relazione con un adulto autorevole che fa da allenatore alla vita. Ma quando Geppetto si muove verso la scuola arriva Lucignolo. Lucignolo è un pusher di felicità istantanea. Vieni nel mio territorio
e io ti farò stare molto bene, ti proporrò un grandissimo divertimento senza farti fare tutta quella fatica che il mondo adulto ha strutturato e modellato per te all'interno dell'esperienza scolastica. E quello che succede a Pinocchio, no? Al bivio, dove vado? Vado di qua o vado di là? Parecchio maldestro, ancora inesperto rispetto all'allenamento alla vita, Pinocchio sceglie la cosa più facile, sceglie la felicità da gratificazione immediata, fa come me, no? Che se avessi di fronte un vassoio di pasticcini non riuscirei a dirmi ne mangio uno, ne mangio due, li vorrei mangiare tutti e alla fine finisco per mangiarli tutti. Ora, la felicità dopaminergica è una felicità che ci spinge tantissimo nel territorio del consumo. Fa benissimo a chi gestisce il mercato, genera profitti enormi, perché il meccanismo è proprio questo: se tu ci entri dentro, più ne hai e più ne vorrai, e quindi più ne avrai e quindi più spenderai. E quindi è una felicità che si basa tantissimo sul concetto di avere e sul concetto di consumare, e ti intrappola tra l'altro in un'idea per cui per essere felici bisogna sentire tantissimo, eccitarsi tantissimo e costruire invece una relazione profonda, complessa e appagante con l'altro che mi sta di fianco non è così rilevante, non è così importante. Questo tema invece di generare una felicità profonda nell'incontro con l'altro è scritto dentro a un altro neuromediatore chimico, e quello è l'ossitocina. L'ossitocina è quel neuromediatore chimico della felicità che viene rilasciato quando noi entriamo in profonda intimità con una persona. Abbiamo detto che prima il neonato, no? Che vede arrivare la sua mamma o il suo papà e è enormemente felice, ha un'esplosione di felicità, è tutto agitato, no? La sua felicità esplode dentro il suo corpo, e questa diciamo che è una risposta fortemente dopaminergica, molto vicina all'esperienza dell'innamoramento, la prima fase dell'innamoramento, che è molto chimica quando noi entriamo in una storia d'amore. Ma poi guardate che cosa succede: quel neonato vicino alla persona da cui si sente amato e a cui inconsapevolmente, no, vuole tantissimo bene, trova poi una soddisfazione, una piacevolezza, un benessere incredibile nell'esperienza di abbandonarsi teneramente dentro all'abbraccio che quell'adulto gli saprà offrire, dentro a quel movimento lento e ondulato con cui l'adulto lo cullerà nel momento della tranquillità e per esempio per accompagnarlo dentro il sonno. E guardate che cosa meravigliosa, questo ce lo dicono molto molto bene anche le neuroscienze. Io genitore che cresco il mio bambino facendo molta fatica, bisogna offrire una grande disponibilità ai propri bambini quando sono piccoli, però nella costruzione di una relazione di attaccamento con il mio bambino, proprio quando sto facendo anche quella grandissima fatica, quando gli sto offrendo quella disponibilità di giorno e di notte, mi succede che lo tengo in braccio, lo guardo negli occhi e mi sento invaso da una felicità profonda e quasi mai provata prima, no? La felicità di chi sente di amare profondamente una persona con una modalità che è diversa dall'amore che mettiamo in gioco, per esempio, nell'esperienza dell'amicizia. Ecco, questo è il lavoro meraviglioso che fa l'ossitocina. L'ossitocina è, direi, il neuromediatore chimico che ci dice dopo la spinta dopaminergica a entrare in relazioni con persone che ci attraggono, che ci sembrano molto belle, che ci sembrano molto divertenti, ci dice ok, però non fermarti a quella roba lì, entra nel profondo della relazione, abbandonati, affidati alla relazione con l'altro, perché lì dentro troverai un appagamento, troverai una pienezza, troverai una completezza
che è il motivo per cui tu sei venuto al mondo. Non c'è nulla di paragonabile, direi, proprio nella scala del benessere e della felicità, che sentire questo pieno appagamento relazionale. E direi che di questo i nostri figli, in particolare proprio i bambini e le bambine, sono i testimoni che ci tengono alto lo sguardo su che cosa conta davvero nella vita. Non so che cosa sia per voi, ma spesso noi genitori, no, nel ritorno a casa e nel vederci accolti dai nostri bambini che ci corrono incontro. Io ho in mente alcune scene, no, di me che esco dall'uscita dell'aeroporto, oppure che scendo dal treno e lì c'è il mio bambino che mi corre incontro. Ecco che sono gesti che durano tempi magari brevissimi, di pochi secondi, ma dentro i quali noi sentiamo un'emozione che è un'emozione profondissima, e che è quel genere di emozione che ci conferma poi che fondamentalmente la nostra mente, nel momento in cui ha bisogno di sentirsi bene, è davvero affamata di una felicità che è profondamente relazionale. Devo dire che questo è poi il messaggio profondo, no? Come abbiamo detto prima, che l'evoluzione mette nel nostro cervello, perché quando noi viviamo questa tipologia di esperienza, questa dimensione di felicità, vuol dire davvero che abbiamo vicino a noi persone che ci fanno sentire protetti e al sicuro, persone che nel momento della difficoltà, e questo è il progetto evolutivo, ci amano talmente tanto che sapranno starci vicino e permettere di affrontare nel migliore dei modi le fatiche che noi dovremo attraversare, no? E quindi ci garantiranno una migliore sopravvivenza, e questo contribuirà a fare il gioco che l'evoluzione ha in mente e per cui ha inserito la felicità all'interno delle nostre reti neuronali. Velocemente guardiamo le altre due sostanze chimiche della felicità all'interno della nostra mente. Una è la serotonina. La serotonina è una cosa meravigliosa perché è quella sostanza che funziona come stabilizzatore emotivo. È quella cosa per cui quando noi siamo agitati, avere vicino una persona da cui ci sentiamo profondamente voluti bene ci permette di ritornare nell'esperienza della quiete. Pensate al bambino impaurito, non può attraversare la paura se non ha vicino a sé un adulto da cui si sente amato, che gli trasferisce dentro all'esperienza della paura la dimensione della conquista della tranquillità. La serotonina è uno stabilizzatore dell'umore, è una sostanza che ci permette di ritornare profondamente in contatto con noi, di generare un equilibrio orientato al benessere, e che noi possiamo in qualche modo favorire attraverso tutte quelle azioni in cui noi miglioriamo il nostro dialogo interiore, noi entriamo nell'esperienza della meditazione, anche direi tutta quell'attenzione alla dimensione spirituale della vita, alla spiritualità con cui noi ci approcciamo ai grandi temi, no, della vita. E pensate alla morte, che destabilizzatore emotivo incredibile è, e come la risorsa per chi ci crede, no? La risorsa della fede diventa una modalità che stabilizza, toglie tutta quella dimensione di angoscia e ci permette di tenere alto lo sguardo, di andare nella direzione della speranza all'interno di un tema che invece ci travolgerebbe e ci farebbe sentire solo persi, impauriti e pieni di terrore. Infine c'è un'ultima sostanza, che è quella che genericamente chiamiamo col termine di endorfine. Le endorfine sono diciamo così, degli analgesici endogeni
naturali che il nostro corpo produce quando l'esperienza del dolore che stiamo vivendo è così intensa e a volte così intollerabile da diventare soverchiante. Chi di voi soffre di emicrania, quella vera, no? Sa che l'emicrania è un dolore terribile che raggiunge un apice e poi improvvisamente si entra in una sorta di zona di ottundimento e di stordimento, quasi una percezione finalmente di tirare il fiato e benessere, e siamo usciti dal tunnel del dolore intollerabile o insopportabile. Cosa è successo? Succede che sono talmente attivati i nostri sensori del dolore, talmente allertati e talmente bombardati al limite della tolleranza, che il nostro cervello a un certo punto decide di difenderci da un dolore che è troppo intenso e quindi produce in modo automatico, naturale, spontaneo, delle sostanze che hanno una vera e propria funzione analgesica. Attenzione, perché i recettori presenti sui neuroni del nostro cervello che ci permettono di stare bene nel momento in cui stiamo molto male, sono spesso gli stessi recettori che interagiscono con sostanze ad azione psicotropa che noi possiamo introdurre dal di fuori. L'utilizzo di droghe, di quelle che anche chiamiamo droghe leggere, l'eroina per esempio, interagisce con gli stessi recettori su cui si vanno a inserire le endorfine endogene, quindi improvvisamente quello che scopriamo è che noi potremmo raggiungere la dimensione di una sorta di benessere, felicità chimico, introducendo dall'esterno sostanze che ci tolgono in modo automatico la percezione del dolore. Improvvisamente noi stiamo bene, non perché abbiamo imparato ad attraversare o elaborare il nostro dolore, ma perché ci siamo somministrati dal di fuori degli antidolorifici o addirittura delle sostanze che sono così potenti non solo da toglierci il dolore, ma da farci sperimentare un benessere, un piacere di portata enorme rispetto a quella che invece è producibile in modo naturale all'interno del nostro corpo. E qua c'è tutto il tema della felicità chimica. Cioè noi esseri umani siamo stati talmente abili da riuscire a riprodurre in modo artificiale una chimica esogena della felicità che possiamo introdurre nel nostro corpo indipendentemente dalle esperienze di vita che stiamo vivendo, per indurci una sensazione di benessere che è chiaramente artificiale. E quindi tutto questo sistema complesso che l'evoluzione ha scritto dentro al nostro funzionamento mentale per spingerci a stare in contatto con gli altri, a costruire relazioni protettive che ci forniscono la dimensione della sicurezza, a stare in contatto con la natura, a generare un dialogo interiore e a coltivare una dimensione di spiritualità che ci fornisce la speranza dentro agli accadimenti faticosi della vita. Ecco che noi possiamo azzerare tutto questo lavoro che è bello fare nel corso della propria esistenza, perché solo così si diventa pienamente esseri umani, e la possiamo, no? Fondamentalmente possiamo bombardare quel sistema con esperienze dopaminergiche che ci fanno sentire ipereccitati, iperstimolati, iperfelici, oppure la possiamo per esempio interferire con lo stesso sistema attraverso sostanze endorfino simili che non ci fanno mai sentire il dolore e ci fanno sentire una sorta di benessere artificiale e chimico. Allora mi sono dedicato a lungo a spiegare un po' tutta la parte scientifica della felicità, per dirvi che ogni cosa che noi facciamo per far stare bene i nostri bambini e le nostre bambine deve attivare dentro di loro i circuiti naturali della felicità e deve permettere la promozione, la produzione di queste sostanze attraverso esperienze reali nella vita reale che davvero lasciano un'impronta profonda
all'interno della relazione educativa e che permetteranno poi ai nostri bambini di andarsi a cercare, e i nostri ragazzi e ragazze, la felicità vera. Cos'è la felicità vera per un bambino o una bambina? È per esempio sentirsi coccolato e abbracciato dall'adulto che ti vuole bene. Quelle coccole, quegli abbracci sono profondi produttori di ossitocina. Cos'è la felicità per un adolescente? Poter fare con il proprio gruppo di amici un falò intorno sulla spiaggia in un mese caldo, dove insieme ai propri amici si metterà a suonare la chitarra e a cantare. Cosa sta sperimentando all'interno di quell'esperienza? Sta sperimentando la bellezza di avere amici, di vivere in autonomia esperienze di bellezza che non sono più legate a quello che ti fanno fare mamma e papà. Sta sperimentando una gioia profonda. Il canto è un grandissimo produttore, un facilitatore della produzione di neuromediatori biochimici della felicità. Ce lo raccontano molto, no? Anche persone che vivono una vita religiosa, che per esempio nel canto trovano una grande sublimazione dei propri bisogni più profondi, dei propri bisogni emotivi. Io l'ultima cosa che condivido con voi è questo: proprio quest'anno una casa editrice mi ha chiesto di scrivere un libro per i bambini illustrato, tutto basato sull'apertura di finestrelle, no? Ogni finestra è una porta che si apre su un messaggio, e l'obiettivo di questo libro è raccontare ai bambini i 10 segreti della felicità. Questo è il titolo. Un libro che aiuta i bambini ad essere sereni. E guardate già nel sottotitolo come, partendo dal concetto di felicità, noi entriamo invece in una prospettiva che è quella del generare serenità, cioè generare una tranquillità equilibrata dentro di sé, che nasce dalla consapevolezza di ciò che siamo e di ciò che andiamo cercando. Quindi io concludo la mia conversazione con voi dandovi la lettura dei 10 principi che poi dentro al libro, con vari giochi, finestrelle, abbiamo provato poi a spiegare ai bambini. E per ogni principio lascio a voi intuire qual è il ruolo che noi adulti dobbiamo giocare affinché i bambini possano, i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze possano, nell'allenamento alla vita che noi adulti mettiamo a loro disposizione, conquistare quelle competenze che permettono a loro poi di tenere alto lo sguardo sulla vita, direi con la dimensione proprio del desiderio e della voglia di scoprire la bellezza. Il primo segreto della felicità è l'equilibrio tra corpo, tra dentro e fuori, tra corpo, mente e relazioni. Queste sono le 3 dimensioni che anche l'OMS ci dice costruiscono il nostro benessere, e quindi il lavoro principale, su questo noi siamo impegnati dalla mattina alla sera come adulti, è permettere al corpo, alla mente, alle relazioni dei nostri bambini di entrare ogni giorno nella loro vita con una modalità che sostiene la conquista del loro benessere. Il secondo segreto della felicità è riconoscere quello che senti. Qua dentro c'è tutto il tema della capacità di riconoscere i propri stati emotivi, dare a loro valore, renderli validi e quindi poterli gestire ed attraversare. Su questo ci tengo a dire a noi genitori che è una sfida grande, perché spesso quando noi vediamo un bambino triste, l'unica cosa che cerchiamo di fare è cancellare l'esperienza della sua tristezza. Non sarai mica triste. Oppure, invece che entrare, no, dentro la tristezza e fargli sentire che io so stare dentro a quella cosa con lui, noi facciamo di tutto per bloccarla o non fargliela sentire. Penso anche dentro all'esperienza, per esempio, a volte del lutto in famiglia, come gli adulti tendano a proteggere il bambino dalla tristezza, magari non raccontandogli quello che è accaduto, la
perdita di un familiare a cui il bambino è molto legato, non portandolo al funerale senza magari neanche avergli spiegato che cos'è un funerale. Ecco, qua ritorniamo proprio al titolo che abbiamo scelto stasera. Non è che essere felici vuol dire essere sorridenti, perché un bambino che non trova più un familiare, che non ha potuto per esempio comprendere da che cosa è derivata la sua scomparsa, è un bambino che sarà fortemente angosciato, fortemente incredulo, perché non riesce a capire come sono potute accadere le cose, com'è possibile che una persona evapora come una bolla di sapone dentro la sua vita. Il terzo segreto della felicità è scoprire che tu vali come un tesoro, e questa è la dimensione dell'autostima, la percezione del io valgo. Un bambino non può impararla su un libro, la imparerà proprio nella cura di cui è fatto oggetto, nello sguardo con cui le persone che gli vogliono bene gli rispecchiano la bellezza della sua presenza all'interno della loro vita. Il quarto segreto della felicità è coltivare la voglia di imparare, come un bellissimo orto. Questo è proprio Pinocchio che al mattino esce di casa e Geppetto gli ha detto vai a scuola. La pagina di questo libro dedicata a questo segreto è una quantità di bambini che stanno davvero lavorando dentro un giardino e ognuno si sta prendendo cura di una pianticella oppure di un fiore. Il quinto segreto della felicità è il diritto di essere imperfetti. Qua dentro abbiamo l'esperienza dell'errore, a volte anche della sconfitta. Si può essere felici solo se si è vincenti e numero uno, o si può essere felici anche prendendo consapevolezza del fatto che crescere vuol dire imparare dai propri errori. A volte noi adulti questa consapevolezza ai nostri bambini non la lasciamo. Il sesto segreto della felicità è tutti per uno, uno per tutti. Qua dentro c'è chiaramente l'importanza, oggi più che mai, di sostenere le esperienze socio-relazionali dei nostri bambini. Il settimo segreto della felicità è sentirsi capiti e capire gli altri, e qua dentro c'è l'esperienza dell'empatia, la bellezza di allenarsi a sentire non solo quello che proviamo noi, ma anche quello che provano le persone vicino a noi. L'ottavo segreto della felicità è prenderti cura del tuo corpo, e vi direi per esempio che per essere felici, per esempio, bisogna aver dormito molto bene. Chi dorme poco e dorme male, al mattino si sveglia già profondamente infelice, no? Con una profonda instabilità emotiva, con un'aggressività, no? E una fatica non indifferente. E per esempio tutte le ricerche ci dicono in questo momento che per i soggetti in età evolutiva la qualità e la quantità del sonno non è adeguata ai loro bisogni di crescita. Il nono segreto della felicità è immergersi con tutti i sensi nella natura e ascoltare il proprio respiro. E l'ultimo segreto è essere esploratori curiosi, cioè avere sempre di fronte a sé un'immagine, un'idea della vita come davvero un'isola del tesoro, e quindi ogni giorno sentirsi profondamente motivati ad andare fuori e a cercare il tesoro che ciascuna vita contiene al proprio interno. Io mi fermerei qui. Grazie dottore, veramente un incontro ricco e profondo, e anche grazie per questi 10 segreti che lei ci ha svelato, di cui faremo certamente tesoro, ma io passo la parola subito all'assessora Antonella Caldart per un primo commento. Sì, anche da parte mia grazie per il suo intervento così ricco di spunti, perché sono tantissime le questioni che lei ha affrontato in modo, devo dire, veramente molto chiaro e con grande linearità. Diciamo che la prima domanda che io mi ero fatta prima di questo intervento, ma credo molti di noi, fosse se sia possibile educare alla felicità. In qualche modo lei ci ha spiegato che ciò è possibile, partendo dal presupposto, come ci ha detto, come ci ha insegnato, che la felicità è un'emozione primaria che noi, adulti soprattutto, possiamo allenare, no? Ed è importante, ed è stato molto interessante capire anche per noi adulti
come allenarci, visto che il nostro festival è Educhiamoci, quindi come educarci a scoprire, a raggiungere quella che lei, adesso io riassumo in forma molto grezza, ma quella che lei ha definito la felicità vera, quindi non la felicità indotta da alcune sostanze, ma che quando queste sostanze, se ho capito bene, vengono prodotte in modo equilibrato, noi possiamo raggiungere questo stato di felicità vera. Ci ha anche spiegato molto bene come sia importante poi coltivare le relazioni, in questo caso le relazioni fra adulti, ma le relazioni con i bambini, proprio perché la felicità, lei ci ha detto, non esiste dentro le cose, ma si trova si rileva mettendo in contatto ciò che io ho dentro di me con ciò che esiste all'esterno di me, in modo particolare poi con gli adulti, per quanto riguarda i bambini, in questa triade, diciamo, di relazione di congiungimento tra corpo, mente e relazioni. E tutto ciò ci fa ben sperare come adulti e ci fa anche ben sperare nel nostro ruolo di educatori, quindi abbiamo capito che ci sono delle metodologie ben chiare, metodologie che noi possiamo applicare nella nostra relazione con i più piccoli. Nella mia esperienza però di assessore soprattutto al sociale, mi scontro giornalmente con casi in cui i bambini non sono bambini felici, sono bambini che soffrono. Lei ce l'ha detto, la felicità nasce dalla tristezza, cioè la tristezza e la felicità sono correlate, però quando il peso fra la tristezza e la felicità purtroppo va nella direzione dell'eccessiva tristezza, quindi noi ci troviamo ad avere a che fare con bambini che poi diventano anche, che sviluppano anche delle patologie. Il caso più frequente che ci arriva ai servizi sociali è quello di bambini di figli separati di genitori separati, dove ciò che notiamo dal nostro osservatorio è che questi genitori sembrano, per così dire, dover ricominciare un loro percorso e viene a mancare quel loro essere invece capaci di una relazione stabile. Sembra quasi che regrediscano nelle proprie emozioni, nelle proprie relazioni, con la conseguenza che poi riversano sui figli questa mancanza, questa instabilità che fa sì che i bambini ti guardino con questi occhi spauriti, come dire, e adesso chi sono i miei punti di riferimento? Quindi la domanda è questa: a fronte della chiarezza con cui ci ha spiegato come sia possibile arrivare alla felicità e a indurre la felicità nei più piccoli, di quale sia il rapporto tra adulto e bambino, cosa veramente possiamo fare quando ci troviamo in queste condizioni di criticità, dove i bambini subiscono l'instabilità dei genitori, quindi la loro incapacità a mantenere vive quelle relazioni che invece dovrebbero aiutarli? Allora, direi questo: la separazione è certamente un territorio molto complesso in cui mantenere un equilibrio che produce serenità è una sfida enorme per tutti. Quindi il bambino spesso perde la serenità perché gli adulti hanno perso la serenità e non sanno generare un sistema che realmente protegge quelli che sono i bisogni del bambino all'interno di quel percorso. Va detto che quando ci separiamo noi dobbiamo essere consapevoli che dovremo fare il doppio della fatica per sostenere il benessere emotivo del nostro bambino, proprio perché perdendo la dimensione della convivenza e dell'alleanza di coppia e stando, no, in due luoghi differenti, dovremo aumentare tutte quelle operazioni di accordo, concertazione, sincronizzazione, sintonizzazione, che rimangono appunto faticose ed impegnative. Io direi, da una parte, se gli adulti sentono di non riuscire a gestire un conflitto in modo funzionale ai bisogni del bambino, e va sempre detto che quando noi rompiamo la sintonia amorosa, la coppia amorosa,
dovremo però sempre sapere che la coppia genitoriale non si rompe mai e bisognerà trovare il modo per tenere quella coppia genitoriale funzionante davvero come una squadra. Più riusciremo a farlo, più noi ci accorgeremo che nelle diverse fasi dello sviluppo di nostro figlio, in particolare in preadolescenza e adolescenza, questo spirito di squadra generato nei genitori separati diventa l'elemento di protezione anche più importante per il sostegno alla crescita del figlio. Se io genitore mi sento in forte difficoltà, la risorsa per me genitore è la mediazione. Quindi è sentire che non dobbiamo fare tutto da soli, non dobbiamo agire la nostra separazione attraverso un conflitto che viene poi gestito magari dagli avvocati in un luogo altro rispetto alla relazione con il bambino, e implicitamente il bambino respira questo sistema conflittuale dentro al proprio quotidiano. No? Provate a pensare a un bambino che sa che i genitori non fanno altro che litigare, quando si trova da un genitore e avrebbe voglia di parlare con l'altro genitore, che fatica enorme deve fare per accogliere e risolvere dentro di sé un bisogno di attaccamento che è assolutamente normale. E direi ai genitori che sono così magari in difficoltà di cercare per i propri bambini, per i propri figli, l'esperienza del gruppo di parola. Il gruppo di parola è un luogo all'interno del quale i figli di separati lavorano un po' con lo stile del gruppo di autoaiuto insieme ad altri figli di separati, riescono a dare parola alle emozioni che stanno sperimentando e provando, a ciò che c'è dentro di loro, e i genitori che sono separati ricevono poi al termine del gruppo di parola una sorta di rielaborazione di quello che è successo al loro figlio dentro all'esperienza del gruppo di parole, quindi riescono ad avere un nuovo sguardo su alcune fatiche e difficoltà che il bambino sta attraversando, cosa che magari permette a loro poi di indossare un nuovo paio d'occhiali. In generale direi che la responsabilità principale di noi adulti è sentire che l'ultima cosa che dobbiamo fare è tenere i bambini nel territorio del conflitto, perché più i bambini, cioè noi offriamo relazioni protettive e sicure ai bambini, perché loro da questo stile di attaccamento sicuro sviluppano poi un'idea di sicurezza intorno alla vita, intorno al mondo che c'è intorno a loro. Se in ogni esperienza con le persone a loro più vicine, più protettive, i bambini devono temere che qualcosa si frantumi, si rompa, possa fare molto male a loro o a una persona a cui vogliono bene, ecco che il bambino non riesce poi a mettere dentro di sé quella dimensione di sicurezza, quella dimensione di protezione, e quindi si muove poi nella vita davvero con tanta fatica, un po' come diceva lei. Grazie. Grazie dottor Pellai. Grazie anche da parte delle moltissime persone che ci stanno seguendo nelle nostre dirette. Abbiamo moltissimi apprezzamenti, persone che si sono addirittura commosse, qualcuno ha detto di essersi sentito tornare bambino leggendo i 10 punti, e molti apprezzano l'intervento, e qualcuno ringrazia anche il Comune di Vittorio Veneto per aver offerto questa occasione. Un grazie davvero particolare al Comune di Vittorio Veneto per aver condiviso sui social questa preziosa esperienza e questa rassegna sul tema dell'educazione. Sono veramente molte le persone che ci stanno seguendo, la regia poco fa ci ha aggiornato i dati a oltre 700 persone attraverso i canali social, e quindi segno che questi argomenti stanno veramente a cuore a molte persone, che occasioni come queste sono accolte e raccolte. Ci sono anche due domande che si assomigliano un po', le abbiamo selezionate tra le tante. Una chiede al dottor Pellai: ma la felicità vera per i bambini consiste anche negli abbracci, ma come possiamo comportarci con bambini che rifiutano gli abbracci? E poi un'altra domanda chiede come fare dal momento che qualche volta si fa veramente molta fatica a stare sulla porta del dolore di un figlio. Quindi richieste proprio concrete a livello di comportamento che le persone le rivolgono, dottore. Allora, direi che un bambino che fatica ad accogliere l'abbraccio
è un bambino che non va forzato dentro alla morsa dell'abbraccio, no? E quindi è un bambino con cui, per esempio, possiamo lavorare, possiamo giocare agli abbracci con un pupazzo e un bambolotto. Io prendo un orsetto, prendo un bambolotto, lo abbraccio e poi lo passo a quel bambino e gli dico: vuoi dare anche tu un abbraccio all'orsetto? Ci sono bambini davvero, no, che prendono le misure, stanno un po', ma quindi è come se io trasferissi l'abbraccio che ho dato all'orsacchiotto nell'abbraccio che non riesco a dare al bambino attraverso l'orsacchiotto che lui stesso abbraccerà dopo di me, facendo questo lavoro, per esempio, di condivisione dell'abbraccio dell'orsacchiotto. Potrebbe essere che più facilmente posso poi in incontri successivi chiedere a quel bambino di essere tutto abbracciato. Posso avvicinarmi piano piano, cioè un bambino che è evitante, quell'esperienza del tutto e subito probabilmente non la regge, no? Posso dare un abbraccino al tuo dito, poi a 2 dita, poi alla mano, cioè l'idea è quella di essere sempre molto graduali. Quando noi ci accorgiamo che un bambino fatica a stare in relazione, chiaramente un altro aspetto è provare a cercare di capire se c'è una ragione per cui una cosa così bella come un abbraccio per qualche bambino diventa invece una cosa più difficile da sostenere. E direi anche agli educatori poi che con bambini magari che sono così affaticati nella costruzione della vicinanza corporea potrebbe essere utile provare a condividere con loro delle sessioni di rilassamento e quindi permettere a loro di sentire la tensione che c'è dentro al loro corpo e pian piano di lasciarla andare, no? Di permettere a loro di sentire che si possono sciogliere, diventare molli, molli, morbidi, morbidi, come un budino, e magari quando sono molli così, invece che abbracciarli, dare a loro, fargli sentire con un piccolo soffio un po' di brezza e di vento che gli arriva vicino, quindi fare tutto un lavoro dove il bambino pian piano sente la bellezza di poter stare in contatto anche con le esperienze che arrivano dal corpo, quando invece noi siamo sulla porta del dolore dei nostri bambini, cioè il tema è c'è un dolore che spesso questo è più una sfida che vediamo nella preadolescenza o nell'adolescenza, no? Quando i figli ci tengono fuori dal territorio del loro star male. Ecco, lì la proposta che possiamo fare a un figlio è che a volte non vogliono proprio che la mamma e il papà entrino in un territorio dove loro sentono fatica e dolore, ma noi gli possiamo dire ti offro la possibilità, ti propongo di parlarne con qualcuno che lo fa per mestiere, quindi facilitare il contatto di un figlio che vediamo stare male, essere pieno di dolore, con uno specialista dell'età evolutiva che si farà carico di quel dolore con una modalità che non richiede la presenza, no, del genitore, perché in adolescenza certi aspetti e certi dolori possono essere comunicati più facilmente a qualcuno che non sono la mamma e il papà. Grazie dottore. Abbiamo un'ultima domanda, questa domanda ci viene invece da un insegnante che dice: a scuola i docenti si trovano spesso ad affrontare casi sempre più frequenti di stati ansiosi e depressivi tra i giovanissimi. È necessaria un'educazione emotiva anche a scuola, sia per preparare gli insegnanti, sia per aiutare i ragazzi a trovare il benessere alla loro età. Cosa pensa lei al riguardo? Beh, lo chiedete a uno che di mestiere negli ultimi anni ha davvero lavorato tanto, no, sul tema dell'educazione emotiva. Mi hanno chiesto davvero tanto di scrivere materiali e testi per insegnanti per portare l'educazione emotiva dentro i curricula scolastici già dalla scuola dell'infanzia. Un lavoro interessantissimo che abbiamo fatto con Ericsson è stato inserirla addirittura nei testi ministeriali, quindi sono assolutamente d'accordo. Credo che è chiaro, no, che l'educazione emotiva
non è una materia come la matematica o come la storia, però è davvero una dimensione legata al saper essere che può essere molto sostenuta e molto accompagnata nella giornata scolastica dei nostri studenti e che davvero utilizza poi dei metodi e delle esperienze che sono molto specifici di cui è quindi cosa buona dotarsi per permettere a ragazzi e ragazze, bambini e bambine di poterla vivere davvero in pienezza anche in ambito scolastico. Grazie mille, dottore. Noi abbiamo ancora veramente tantissime domande, ma ci scusiamo con le molte persone che ci seguono. Pensiamo però che molte persone troveranno risposta anche negli incontri successivi. Ci sono per esempio delle domande sulla dipendenza da smartphone, ci sono molti altri contributi e commenti. Non possiamo dare spazio a tutti per limiti di tempo, anche se ci piacerebbe molto. Quindi ci scusiamo con le persone che ci hanno scritto e le ringraziamo naturalmente. Il nostro incontro sta volgendo al termine, noi facciamo veramente un grande ringraziamento al dottor Pellai, lo salutiamo, gli auguriamo buon lavoro per i suoi molti importanti progetti, lo ringraziamo per i suoi studi, i suoi libri e anche per la sua capacità di divulgazione che ha ampiamente dimostrato questa sera, arricchendo il nostro festival con questo importante contributo. Grazie dottor Pellai, arrivederci. Grazie alla prossima occasione, magari alla prossima edizione di di Educhiamoci. Grazie mille. Ringrazio anche l'assessora Antonella Caldart, che è stata qui questa sera ospite in sala, il sindaco che è venuto a portare i saluti della città, il Comune di Vittorio Veneto e l'assessorato alle politiche scolastiche vi ringraziano di cuore per aver partecipato. Vi invitiamo a continuare a seguire il nostro festival, sono tutti appuntamenti gratuiti, trovate e potete anche scaricare il calendario e il programma sul nostro sito www.educhiamocivittorioveneto.it, dove troverete anche una sezione con i contributi della scorsa edizione e dove progressivamente troverete il materiale che realizziamo durante questa seconda edizione 2022. Vi diamo appuntamento a domani, martedì 11 ottobre, a partire dalle ore 10. Avremo Gherardo Colombo e Anna Sarfatti che avranno con noi un incontro dal titolo Io, tu, noi, educare all'appartenenza. Poi sempre nella giornata di domani alle ore 15 avremo Ernesto Burgio che sarà qui con noi in presenza per parlarci di emozioni in un incontro dal titolo Tu chiamale se vuoi emozioni. Seguirà alle 17:30 Daniela Lucangeli con un incontro che ha dato il titolo al festival di quest'anno, Che gioia. E infine alle 20:30 avremo Stefano Vicari che ci parlerà dell'importanza della felicità anche quando qualcuno fatica a trovarla, con un incontro dal titolo Felicità, no grazie. Quindi vi do l'arrivederci a domani, continuate a stare con noi al Festival Educhiamoci, Giornate per l'Educazione. Arrivederci, buonanotte a tutti.